Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5. Un miracolo era piscina Bezzaida. Tutti i giudei stavano facendo una festa in la città di Gerusalemme e Gesù saiette là insieme a tutti i discepoli suoi. In la città di Gerusalemme, vicino alla porta del pecore, come la chiamavano i giudei, c'era una piscina che in la lingua loro veniva chiamata Betesda. Era attorniata a 5 portici. Ogni giorno sotto a quelle portici gestivano parecchi malati. Erano ciecate, zuppe, giunghe, struppiate che aspettavano che l'acqua si cominciasse a muovere. Perché un angelo, mandato da cielo ogni tanto, faceva muovere quell'acqua in quella piscina. E chi lo malato, che aveva sorte, si buttava prima in quella piscina, quando l'angelo faceva muovere quell'acqua, veniva subito sanata a quella malattia che teneva in cuore. Per tutti quegli malati che stavano là, ci stava pure un uomo che a 38 anni era ciungo e struppiato. Gesù, come verette là, stese in coppa una coperta e sapendo che stava là a tanto tempo, s'accostava a essa la ricetta. Vuoi sta buona e vuoi tornare a votare a casa tua? E chi lo ciungo la ricetta, Signore, io non tengo nessuno vicino a me, che mi vuol tirare dalla piscina tramite l'angelo del Signore fa muovere quell'acqua. Perché ogni volta che sto per trasire da quell'acqua, già sta sempre nata che ci trase prima di me. Gesù avette pietà per quel povero uomo e le ricette. Aizzati, pieda coperta tua e cammina. Chill, che a 38 anni era ciungo e struppiato, subito stette a sentire, s'aizzai e tornai sanata. Tutte priate si mettette quella coperta sotto il braccio e se niente camminando per tutta la città. Quel giorno era un sabato. Certi farisei, overettano, fermavano in mezzo alla via le ricette. Ma tu non sai che oggi è sabato. La legge Mosè, che è la legge nostra, non darà vacanza a nessuno e portà in cuore manca una coperta in questo giorno. Ma quel poverello rispondette a loro dicendo: ma quello che mi ha fatto sta buona, mi ha detto proprio da così, pieda coperta, addossai e cammina. Ma che è stato quello che ti ha detto così? La dimandai tutti quelli farisei. Ma chiste che era stata sanata non lo conosceva ancora Gesù, perché Gesù si era rasato in mezzo a tutta la folla che stava attorno a quella piscina. Più tardi Gesù lo trovò in due tempio le ricette. E visto, mo stai buono. A bara a te, a non peccare più, perché le potesse capitare qualcosa ancora peggio di questo. Quello che era stato ciungo si rasai là e facette sapere chi li giurei, che l'avevano fermato poco prima, che era stato Gesù, quello che l'aveva fatto sta buona. A quel giorno i giurei cominciarono a guidare Gesù, perché si metteva a sanare i malati pure in 2 giorni di sabato. Che per loro era un giorno a riposo, a ogni fatica. Ma Gesù rispondette a loro dicendo: o Padre mi fatica sempre, non si ferma mai, e la stessa cosa faccio pure io. E proprio perché se giurei pensai a uccidere Gesù, non solo perché non l'avevo sabato, ma pure perché diceva che Dio era padre suo, e essa si faceva suoccia a Dio. Un discorso è l'opera del figlio. Gesù, vedendo queste cose, diceva a tutti quelli che stavano furfacando la rete e stavano regnando di fedenzia: io vi posso assicurare che il figlio non può fare mai niente su l'issa, perché fa solo tutto quello che avere che fa il padre suo. Tutto quello che fa il padre, quello fa pure il figlio suo. O padre, proprio perché può assai bene i figli suoi, la fa vedere prima tutte le cose che essa ha da fare. Anzi, la fa vedere pure cose che sono assai più grosse di queste. E quando voi vedrete, sono sicuro che resterete con la bocca aperta. Come il padre risuscita quelli che sono morti, era la vita allora, la stessa cosa fa pure il figlio. Dà una vita a chi può essere. O padre non giudica nessuno, ma mise in mano il figlio suo potere per giudicare, perché tutta la gente regnasse a loro figlio suo, proprio come regna a loro padre. Chi non regna a loro figlio, non davanti a loro padre, che l'ha mandato a mezzo a voi in coppa sta terra. Io vi dico, chi sente la parola mia e crede in tuo padre che mi ha mandato, tiene già la vita eterna in da essa. Chi non sarà mai più condannato, perché è già passato da morte e da vita. E vi voglio dire pure che è stata cosa. È venuto un momento, e questo momento è proprio di questo,
quando tutti quelli che sono morti si andranno, a voce, lo figlio e Dio, e tutti quelli che si andranno non moriranno più, perché solo Dio è a sorgere la vita, e ha dato pure il figlio suo potere a diventare purissimo a sorgere vita per tutta la gente. Anzi, Dio ha voluto mettere in mano il figlio, pure il potere e giudicare, perché il figlio è l'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché verrà un momento che tutti i morti che saranno in questa burca si andranno a voce sua e esceranno fuori alla tinta. E tutti quelli che avranno fatto bene in coppa a sta terra risorgeranno per la vita eterna. Tutti quelli invece che avranno fatto solo infamità risorgeranno pure loro, ma per essere condannati per sempre. Io voglio dicere ancora una volta. Io, a sole, non posso fare niente. Io giuro che come aggiuntiese e il giudizio che ronchi è sempre giusto, perché non faccio nessuna cosa a capo mia. Faccio sempre e solo quella che ha da si trovata mia, che mi ha mandato qua. Ed è Simone, il figlio. Gesù, quando hanno parlato a soi, che capo e giurei, ricetta ancora. Se mi presentasse a voi e mi mettesse a parlare a favore mio, certo, tutto quello che vi dicesse non avrebbe nessun valore per me. Ma per me non sta nata, che mi l'attestazione sua. E tutto quello che dice a favore mio è tutto vero. Non avete mandato voi circa la rocchia vostra per spiare Giovanna. E beh, pure essa ha parlato assai bene di me, pure essa ha parlato a favore della verità. Io invece non tengo un'attestazione enorme. Io vi dico invece tutte queste cose, perché voi vi poteste salvare. Giovanna era una cannella abbicciata chi in luce, che il Padre ha mandato in mezzo a voi per far regnare luce. Voi invece, solo per un poco, siete lasciati all'umà, anche la luce sua. Io invece tengo un'attestazione assai rossa, e che è Giovanna, e l'attestazione è tutte quelle che faccio. Perché tutte le cose che sto facendo non so altre che quelle che il Padre mi ha mandato a fare. E so proprio di chi sti fatte che attestano che il Padre mi ha mandato qua. Poi tengo ancora un'attestazione, ancora più grossa, è l'attestazione del Padre che mi ha mandato qua. E pure essa ha sempre parlato assai bene di me. Voi invece non avete inteso mai la voce sua e non avete mai visto la faccia sua. La parola sua non ha mai mise e rare che rindo cuore vostro, proprio perché voi non volete credere in tuo figlio e l'uomo, che essa ha mandato in coppa a sta terra. Voi scanagliate tutte le giorni scritture e pensate a così avere la vita eterna rinda a voi. E beh, pure tutte le scritture parlano sempre di me, pure loro mi danno testimonianza. Voi invece non volete venire a me per avere la vita eterna. A me poco mi importa e avere la rolia a tutti gli uomini. Io poi vi conosco buono e saccio pure buono che in cuore vostro non ci sta l'amore di Dio. Io sono venuto qua a nome del Padre mio e voi non mi avete accettato. Se nata venisse in mezzo a voi, per conto suo, a chi voi le farisse pure una buona faccia. Ma come può fare a credere a gente come a voi, che siete sempre pronti per avere onore a rolia e tutte le sue vostre, e non pensate mai che avete la rolia che viene in mano di Dio? Non vi pensate che sarà chi che va sicuro a raggio innanzi al Padre mio, rindo il regno di Dio? Perché già non ci sta chi che vi accuserà, è Mosè. Voi avete mise tutte le speranze vostre in essa, e beh, veriche, sarà proprio Mosè chi che vi accuserà innanzi al Padre mio. Se voi credesse ovvero rinda a Mosè, voi avreste a credere pure rinda a me, perché pure Mosè ha scritto e ha sempre parlato assai buono di me. Se voi non credete a tutte quelle che essa ha detto e ha lasciato pure scritto, come potete fare a credere rinda a tutte quelle che sto dicendo? Mo, mezzo a voi.